Nuovo spettacolare giro anche oggi per il Thrill Bikers MTB Group, che in questo terzo e ultimo giorno di raidate nel bellissimo comprensorio del lago di Garda ci porterà a percorrere il leggendario quasi mistico sentiero downhill della Val del Diaol. Sempre dal pittoresco borgo di Torbole, nostro campo base, ha inizio la pedalata. Usciti dal borgo si imbocca via delle Busatte. La strada sale in piacevole pendenza attraverso vigneti e uliveti, regalandoci continui scorci panoramici sul sottostante lago. Lasciatoci alle spalle il parco avventura delle Busatte, seguitiamo a guadagnare quota mentre il contesto paesaggistico muta via via passando dalle aree coltivate ai boschi di faggio tinti dai caldi colori autunnali. La nostra ascesa prosegue sempre in moderata pendenza su quella che un tempo era una mulattiera militare. Giunti a Malga Casina, ci concediamo una breve sosta per uno spuntino e proseguiamo ancora in salita per qualche centinaio di metri fino ad imboccare una forestale che ci porta all'attacco del famigerato single track. Armati come si conviene, non ci resta a questo punto che mettere a dura prova le nostre abilità di equilibrio, districandoci attraverso le numerose asperità del terreno, dai sassi smossi ai canaloni alle placche in contropendenza. Passaggi quindi davvero adrenalinici che ci accompagnano per 4,5 km lungo la Val del Diaol per terminare nella zona industriale di Nago. Ritrovato l'asfalto, altro non ci resta che lasciar correre le ruote in lieve discesa fino al centro abitato di Nago, per poi planare dolcemente a Torbole, punto d'arrivo del nostro itinerario. Non possiamo fare a meno di notare come la laboriosa mano dell'uomo abbia nel corso degli anni contribuito ad accrescere la bellezza del paesaggio. Ci troviamo a passare proprio nel periodo della raccolta delle olive, che in questa zona sono particolarmente pregiate e l'olio che si produce è di ottima qualità. Tuttavia pare che quest'annata non sia stata delle più felici. C'è il 5%. Dai, pazzesco! Voglio dire, questa pianta qua l'anno scorso aveva fatto 90 kg. Sì. Ma è l'unica, ma se tu hai guardato tutte salire di là. Sì. Niente, in tutta qua l'Altogarda neanche il 5% rispetto all'anno scorso. È un anno da paura. L'anno scorso è un anno da record. Incredibile. Quest'anno viceversa. Questo qua è un lecino, però è l'unico, è un impollinatore. Qua il 99% è Casaliva e il frantoio, è proprio autoctono dell'Altogarda. Olio eccezionale, non per dire, ma se guardi tutti i premi a livello nazionale e internazionale viene qua dall'Altogarda. A 15 euro l'olio va a ruba, qua basterebbe averne. Per un olio di qualità, insomma, non è neanche eccessivo. No. Perché ci sono oli premiati che... No, sotto è impossibile, lo garantisco io. Sì. Anche perché, a parte che io faccio la raccolta a mano, quindi... Sì, caspita, dopo 2 o 3 giorni vado a frantoio e mi porto il mio olio. In ogni caso, questo qua è il migliore, anche perché questo qua è l'ultimo, da Nago in poi non ce n'è più oliva. Sì, infatti ho visto questa zona qui. Il frantoio più a nord Europa è qua nella Busa, fra Arco Riva. Qua godiamo del lago, dell'aria calda. Infatti, poi c'è la ventilazione notturna, ho visto. Esatto. Sì. Fantastico, buon lavoro allora, Grazie. When you get tired of running around, chasing the money, when this burnout world has got another lap to keep you in the running. So babe, if you feel my carry could fill up your burning, let my hand caress you, you call my name, and no longer now yearning. And you just gonna call me honey. So for you babe, I hear the ground running, dreaming along the way. Eccoci ragazzi, siamo arrivati all'attacco del Troy del Diaol, Val del Diaol. Quindi siamo carichi, pieni di adrenalina e adesso iniziano le danze. Ultimo gioco. Per questi 3 giorni straordinari.
I once fell away, it's for real, I couldn't take this deal. Blood and tears pouring down from this wall I peel, leaving nothing but a stain, what a miserable pain. Try to see what's wrong again. When you grow up every second of your life, there's so much to see. Spare a moment every time scoring penalties. Keep the space that you trace, lay the flames that you make. Can you hear the voices pound? There's the sound. I found all my own mistakes, every either little lie I gave up for days. Coming high up on the shelf, searching more of myself, making progress day by day. Every morning it's the light of the sun, making me believe new beginnings in this life can come suddenly. Only if you find yourself right on the other side. Picture this, I don't care what you gotta say. Here's the point, shut up, go away. Here we go now. Che figa. Ragazzi, ce la siamo portata fuori, eravamo là sopra le rocce, siamo passati in mezzo alla gola, la Val del Diavolo, veramente veramente il diavolo. Ecco, abbiamo visto il diavolo nascosto in ogni anfratto. Sì, sì, è veramente il diavolo. Questo sentiero qua è il diavolo. Il suo nome è veramente azzeccato. Ecco. È il diavolo. Comunque, nonostante tutto, noi siamo tre angeli e ce lo siamo goduto. Top. E che dire, 3 giornate semplicemente fantastiche nell'Alto Garda. Il monte altissimo del primo giorno con lo strepitoso sentiero CAI 601 che scende per 1700 metri fino alle azzurre acque del lago. L'impresa a dir poco epica del secondo giorno con la salita al monte Tremalzo e la superlativa discesa lungo tracciati molto spettacolari e sentieri decisamente accattivanti. E per concludere altrettanto degnamente il terzo giorno, uno dei più arcaici e blasonati percorsi della storia della downhill, il single track della Val del Diavolo. Ma seguite anche gli altri spettacolari itinerari del Friul Bikers MTB Group e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Arrivederci alla prossima avventura!